Buonasera, mi chiamo Maria Vittoria. Parlo però non sono tra quelli che conosce tutti gli aspetti della questione. Sono una come voi, un abitante della zona, però ritengo che sia importantissimo cercare di entrare in gioco nelle cose che ci interessano personalmente. Anche perché questa strada, la Valle Nari Bis, è una strada che molti ritengono riguardi pochi abitanti, che riguardi soltanto le persone che abitano vicino. E invece se si conosce, e anzi più si conosce il problema di questa via e più si capisce come è soltanto parte di un progetto molto grosso che coinvolgerà e porterà danno a un territorio molto più vasto di Mestre. Così si sente? Ok. Dicevo che è un problema, una strada, ma non è solo una strada, che porterà danni a tutti. Tra l'altro il sindaco Brugnaro, ma anche gli altri sindaci, ma soprattutto l'attuale amministrazione, ha dichiarato pubblicamente, e anche Boraso, che è una strada inutile, una strada dannosa, una speculazione. Se potessero la bloccherebbero. È una strada che comunque si può bloccare, perché approfondendo i danni che deriveranno da questa strada saranno molto molto maggiori anche a livello di costi economici di quello che si potrebbe pagare bloccandola, anche perché i danni sono quelli dichiarati, poi sappiamo sempre che dappertutto ci sono dei danni collaterali. Comunque è una strada, la Valle Nari Bis, di cui hanno già fatto un pezzo che praticamente unisce l'aeroporto a via Martiri della Libertà, e adesso è prevista la costruzione, e già hanno cominciato a demolire degli alberi del Parco dello Stefanini e anche di altre zone. Passando vicino al Prix, passerà a fianco all'aula bunker, passerà a fianco a una scuola materna, a un asilo nido. Fianco vuol dire pochi metri, a fianco allo Stefanini, pertanto hanno già demolito degli alberi del Parco dello Stefanini. Arriverà su via Vespucci, dove stanno già iniziando a fare i lavori per una super rotonda, e poi arriverà praticamente a via Torino. E parlando con alcune persone hanno notato che praticamente questa strada permetterà di collegare direttamente i depositi di carburante che ci sono a Marghera con l'aeroporto. Per cui anche se dichiarano che questa è una strada che dovrebbe servire per le case, che poi non sono case, poi ne parliamo, delle case che faranno in 40 ettari di territorio verde, e questo è solo l'inizio. Questa sarà una strada in cui passeranno camion, poi ci saranno tutti i nuovi residenti che confluiranno anche in via Vespucci. Pertanto in questa rotonda di via Vespucci arriveranno, oltre alle macchine che già passano per questa via, arriveranno anche tutte queste macchine, tutti i residenti di questa zona che viene definita Bissuola Sud. Poi faranno anche Bissuola Nord. Intanto Bissuola Sud, che nei vecchi progetti erano previste delle casette a schiera, adesso si sono trasformate nel 2012, questo chiaramente lo si è scoperto dopo, degli edifici di grandi dimensioni, 40 metri, 20 metri, 30 metri, 60 metri, grattacielo con alloggi vista laguna, e tutto questo distruggendo una zona verde molto, molto importante. Michele Boato conosce molto meglio di me il territorio, per cui non mi dilungo nei problemi e in tutto quello che verrà distrutto. Però veramente
è spaventoso tutto quello che sta avvenendo, soprattutto è quello che trovo sconvolgente è così il fatto che tante persone dicono ma ormai hanno deciso, ormai si fa, ma come possiamo rimanere passivi di fronte. Io sono una persona tranquilla che vuole che tutto sia fatto secondo le regole, però non riesco a accettare passivamente che delle zone bellissime con dei polmoni verdi, tra l'altro vicino al Bosco di Mestre, vengano distrutti per fare delle case, dei condomini, dei palazzi. Mettiamo che potrebbe essere quasi la Cita 2 se tanti la prendono come esempio, però quando metti in un territorio tanti alloggi con pochi servizi, con situazioni, con strade in cui passano camion, distruggendo tutto il verde che c'è attorno e sostituendolo con qualche alberello qua e là, veramente è folle. Ok, scusatemi, mi sono dilungata perché è una cosa che mi appassiona. Vorrei che tutti quanti, che molte più persone fossero appassionate di queste cose e non rinunciassero a vedere distruggere tutto questo, anche perché coinvolgerà anche persone del centro, perché il traffico poi non sappiamo dove vada. Scusate la lunghezza. Casomai chiedete a Vittorio il volantino, non fare il salto che non hai neanche tu, non hai più l'età come noi. Dai, il salto solo i ragazzini, lo lasciamo fare. Basta. Come osa? Come osa? Osa. Guarda che una bella Allora siamo qui con Vincenzo Conte, presidente della neoeletto qualche mese fa della municipalità di Mestre Carpenedo, che ringraziamo di aver accettato questo invito, fatto sempre così alla garibaldina come facciamo le cose noi. Il tema è la sicurezza e con noi è Don Nandino Capovilla, anche lui non da tantissimo, parroco della parrocchia. Dov'è? Un anno? Cos'è? Forse un po' di più? Ormai 3 addirittura, come passano gli anni. Io lo ricordavo presidente di Pax Christi, invece poi si è trasformato in un parroco, ma non in un parroco di quelli con le pantofole tranquilli che aspettano che arriva la sera eccetera eccetera per guardare la televisione. Un parroco che è più per la strada che dentro la chiesa, e la chiesa della Cita sapete che non è proprio una vera e propria grandissima chiesa, e poi anche in Palestina con l'attività e poi con le cene, forse con i cinesi, forse con i bengalesi, non lo so, ma comunque con tante comunità. Il tema, e parlando di cinesi e di bengalesi entro nel tema, il tema è la sicurezza, perché noi siamo nel parco che continuamente sulla stampa, continuamente nell'opinione pubblica è definito come un luogo poco conveniente, un luogo pericoloso, un luogo dove eccetera eccetera. E non è vero che non è che non è così, ci sono i problemi, è come se ci sono, però il problema è come affrontarli. Quindi questa sera noi vorremmo molto sinceramente, veramente senza pregiudizi, senza avere la verità in tasca, domandarsi tutti assieme questo tema, cioè il tema di come far sì che la nostra città sia una città sicura ma anche conviviale, sicura ma sia una comunità sicura, ma non perché ho la pistola in tasca, perché non ho bisogno di avere la pistola in tasca. Questo è il problema, e cioè mi sento che di fronte non ho per forza un nemico, non ho per forza una persona che deve rubarmi il portafoglio, non ho per forza una persona che mi squalifica l'ambiente. Come lavorare perché succeda questo? Oggi non è così, è vero. Non è che possiamo chiuderci gli occhi e dire ma va tutto bene madama la marchesa, non è così. Ci sono degli orari in cui è difficile tornare a casa, ci sono delle strade in cui sai che potresti avere delle... e però non si può neanche dire e purtroppo e basta, bisogna anche domandarsi che cosa possiamo fare noi, e sottolineo il noi, e intendo per noi le persone che abitano, le istituzioni che le rappresentano, le organizzazioni come la Chiesa, come la parrocchia,
i comitati e così via. Qui siamo vicini alla sede di Bainsizza, altro luogo cosiddetto malfamato, ma anche luogo che ha visto il nascere della casa Bainsizza, insomma del gruppo di lavoro di Via Piave. Cioè evidentemente si può anche pensare la realtà in termini propositivi, non solo in termini di denunciamo che basta, e siamo un po' carenti, credo, in questo. Il tema è questo: che cosa possiamo fare assieme. Io do subito la parola a Vincenzo Conte, va bene? Ok. Buonasera a tutti e ringrazio Boato per l'invito. Niente, io parto da un punto di vista, da un punto di opinione che è questa. Cittadini e anche le forze dell'ordine sono quelli che possono in qualche maniera tutelare il territorio. Premesso che le forze dell'ordine devono essere più presenti, ma parlo specialmente non delle forze dell'ordine, quelli diciamo di polizia, carabinieri e quant'altro, ma specialmente i vigili. Abbiamo visto che in questi ultimi 15-20 giorni un minimo di presidio in più c'è in giro. Focalizziamolo principalmente purtroppo solo in piazza Ferretto, ma perlomeno ci sono, e qualche bicicletta che impunemente attraversa viene fermata. Però c'è un discorso: in campagna elettorale tutti quanti i candidati sindaci, compreso quello eletto Luigi Brugnaro, aveva assicurato che avrebbe messo, tra virgolette, in strada i vigili che hanno compiti amministrativi. Io, parlando con uno dei comandanti, ho detto: ma alla luce dei regolamenti, delle leggi che ci sono, quanti sono i vigili che potrebbero andare in strada? Ma lui diceva sicuramente una ventina. Allora, una ventina sarebbe forse poco nell'economia generale, ma sono sufficienti per, virgolette, presidiare alcune zone del territorio. Poi però cosa succede? Che alla prima correzione di bilancio il sindaco non solo non fa questo, ma impegna una parte del 1,7 miliardi destinato, cioè proveniente dalla tassa di soggiorno e destinato a Vela e alle municipalità per il coacervo di iniziative, lo destina a che cosa? A ricevere nel comando dei vigili urbani, quindi alcuni vigili urbani, cioè alcuni vigili provinciali, perché voi sapete che la provincia adesso viene in qualche maniera dismessa, poi non so se è sta area metropolitana o farà capo a tutti quanti i comandi di vigili o li unificherà, e poi prevede di assumerne a tempo determinato un'altra cinquantina. Premesso che assumere a tempo determinato con tutte le limitazioni che ci sono non sarà una cosa breve, cioè noi diciamo: ma non avevi fatto una promessa? Allora quelle risorse potevano per esempio essere impiegate a mantenere almeno fino a fine anno i lavoratori della cooperativa che davano una mano alla biblioteca, ciò che non c'è più, e la biblioteca centrale, voi sapete, ha ridotto gli orari e se non sbaglio chiude anche sabato e domenica. Quindi questa è una cosa. Il presidio dei vigili, poi arrivo ai cittadini ovviamente. Il presidio dei vigili è bene che ci sia. Anni addietro, quando c'erano ancora i consigli di quartiere, noi avevamo e abbiamo tuttora degli uffici in Viale San Marco, faccio l'esempio che conosco meglio, e avevamo una vigilessa, una certa Luciana, che adesso è andata anche in pensione. Ecco, allora quella volta, siccome ero vicepresidente, avevo tra virgolette la delega anche alla polizia urbana, dissi alla Luciana, una volta alla settimana, diciamo il mercoledì che siamo in mezzo, che c'è più gente col mercato, ti fai una camminata lungo il viale, vai in Viale San Marco, c'è un ufficio, mettiamo che stai lì un'ora, se c'è qualcuno che ti deve dire una cosa, diciamo denunciare qualche abuso edilizio, perché Viale San Marco è la terra di nessuno, comunque il solo fatto che questa camminava lungo il viale, alcune cose non succedevano in Viale San Marco. Vado indietro, ma vado quasi a tempi del 15-18. Viale San Marco ha le caratteristiche proprio totali dell'insediativo abitativo di Ater, Gescal, quindi è un certo tipo di abitazioni. Quando è stato costruito è stata trasferita la gente da Giudecca, da Venezia del Biri Bari,
da Mestre, da fuori. Cosa c'era? All'inizio c'era addirittura su uno dei torrioni, voi sapete che ci sono tipologie di case a torre e case a schiera, c'era addirittura un distaccamento del commissariato di pubblica sicurezza. Allora, più presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Dopodiché, se questo rassicura un po' di più i cittadini, che oggettivamente, come diceva prima Michele, è vero che sei la donna che dice perché a strada non passo, su quell'area non ci posso andare. I cittadini sono portati a reimpadronirsi delle aree, delle piazze, delle strade. Ci deve essere una collaborazione in questo, perché voi mi insegnate che dove noi non siamo presenti, dove noi non abbiamo un vissuto, è chiaro che si innesta la possibilità di chi ha altre, come si può dire, altre intenzioni e gestisce, fa altre cose. Non si deve lasciare spazio, però per non lasciarlo i cittadini devono essere messi nella condizione di non lasciarlo. È chiaro, poi avvengono certe azioni che premetto non condivido, non le ho condivise quando hanno tolto le panchine in via Dante, no scusa, sì, dove c'è la ciclabile, non le ho condivise quando le hanno tolte in piazzale Bainsizza. Aggiungo che con tutta la chiariamo subito, c'è un ordine non scritto, non lo ammetteranno mai tacito, perché qualcuno del centrodestra me lo ha detto, ovviamente lo dico, lui dice lo dico e lo nego. C'è l'ordine dell'amministrazione di ignorare le municipalità, quindi anche quell'intervento in piazzale Bainsizza, che aveva un carattere totalmente sociale, è stato fatto alle spalle della municipalità, che lo ha saputo a cose fatte. Non vuol dire, io non dico che forse saremmo riusciti a non fare l'intervento, ma avremmo perlomeno alzato una voce, virgolette, autorevole, ma sicuramente di carattere istituzionale, contro questa che è stata un'iniziativa che secondo me non è che porterà più di tanto. È vero che qualcuno non si senta, ma abbiamo fatto tutti un poco di chimica o i vasi comunicanti, sappiamo tutti cosa c'è, no? Via una parte va che altra, quindi cambia poco, quindi non è così che si risolvono i problemi, e non ci vuole sicuramente picco della mirandola, ma dopodiché legittimamente, io lo dico sempre, il sindaco è stato votato, è stato eletto, legittimamente decide, però tu prima devi sentire le parti sociali, le istituzioni, in primis la municipalità, perché è il primo step istituzionale tra il cittadino e le amministrazioni. Noi ti diciamo la nostra, dopodiché tu decidi in maniera difforme, ma io liberamente continuerò a dire che hai sbagliato, lo griderò, lo dirò alla stampa. Non ci resta che questo in questo momento. Purtroppo questa amministrazione, che dice che ha delle attenzioni, così non è. Quindi i cittadini che devono reimpadronirsi del territorio lo devono fare, come ripeto, con la collaborazione delle forze dell'ordine. E su questo io so che c'è stato un incontro interforze. Io ho anche sentito l'assessore D'Este e l'ho sensibilizzato a questo, dicendo so che lei viene dal comparto, nel senso che era un ex investigatore, quindi molto attento al discorso dei vigili. Guardi se è possibile che i vigili non stazionino solo Piazza Ferreto e dintorni, ma stazionino anche nelle aree, nelle strade, virgolette, delicate del nostro territorio, perché è vero che in questo sito ci sono problemi, ma che c'è problemi al Pertini, che c'è problemi in via Bissuola, Parco Albanese, che c'è problemi al Piraghi, sono tante le aree, tra virgolette, decentrate della città che hanno problemi. Via Piave, ancorché fosse una delle strade principali di Mestre, col discorso della stazione e quant'altro, è diventata un po' una strada un po' dimenticata. Cosa volete che dica? In questo momento non è che la municipalità possa fare altro se non essere cassa di risonanza delle condivise, quando vengono ovviamente, istanze dei cittadini, supportarle, darle voce istituzionale e magari sulla stampa, e continuare a premere sull'amministrazione perché
il riappropriarsi del territorio da parte dei cittadini sia coniugato assieme a una maggiore presenza. Dicevo, parlando col comandante dei vigili, vedete di farli appunto camminare magari per andare a vedere a stazione. Punto. Dico un'altra cosa, so che qui c'è l'associazione che è molto operativa, molto attiva. Ho parlato per altri motivi con l'assessore al decentramento e quello al commercio, perché sono andato a perorare la causa non della fiera di Natale, ma la fiera di Natale, in quanto consentiva nel primo giorno di fare il mercatino della solidarietà. Quindi lui ha detto: non vi voglio in piazza, non voglio mudande, calzetti e cioccolate, non le vuoi in piazza, vuole qualità. Io posso essere anche d'accordo sulla qualità, però ho anche detto una cosa al sindaco, non al sindaco in persona, ma attraverso questi assessori, perché apro una parentesi: il 10 di luglio tutti e 6 i presidenti delle municipalità, Favaro compreso, che ha un colore diverso, abbiamo chiesto di parlare col sindaco, non abbiamo ancora avuto risposta, probabilmente si impegna in altre robe. Gliel'abbiamo chiesto, allora abbiamo detto: ok, siamo d'accordo sulla qualità, detto, ma dica al sindaco, che è uomo di sport, che i regolamenti non si fanno in corso di campionato, si fanno prima. Vabbè, allora io ho continuato a arrivare che il problema della solidarietà del fare il mercatino c'è, e una mi ha detto, ma l'ha detto tra il serio e il faccetto, però insomma potrebbe avere un fondamento: stiamo pensando a trasferire la fiera di Natale, cioè a valutare se è possibile trasferire la fiera di Natale lungo via Piave. Guarda, Guido, secondo me l'idea non è peregrina, però attenzione che in via Piave passano i mezzi pubblici ed è necessario l'accesso in tutta tranquillità dei mezzi di soccorso. Se sono rose fioriranno, a me non pare un'idea peregrina. Quindi questo potrebbe essere già il primo spunto forte, se lo attuassero, di un riappropriarsi del territorio, perché parlano di lungo via Piave. Quindi anche questa area potrebbe essere interessata, magari o direttamente da questa fiera o da manifestazioni collaterali, come state facendo molto bene oggi. Quindi io penso che tutto questo ci sia, ma e deve essere fatto in collaborazione. Grazie a Vincenzo Conte, che è il presidente della municipalità. Avete sentito che i temi non mancano. Don Nandino Capovilla. Ecco, per rispetto naturalmente a voi, ecco, avevo pensato di parlare in piedi per protestare, non per predicare, per protestare per questa cosa delle panchine, no? Perché bisognerà in qualche modo, però mi pare che comunque ci vogliono, infatti, una volta anche qui. E credo che il luogo sia esattamente il luogo giusto per parlare, per confrontarci, per guardarci negli occhi, ma l'impressione è sempre quella che il virgolettato a cui faceva riferimento il Presidente, citando due espressioni che ricorrono, no? Tutelare il territorio, presidiare, queste virgolette che contengono delle parole, non si tiene conto di quanto le parole stesse siano davvero pesanti, importanti. Dietro ognuna di queste parole, insomma, dobbiamo vedere gli atteggiamenti, le scelte fondamentali. Cioè, parto da un'idea molto semplice, quasi banale, ma io credo che ci sia una precomprensione, no? Cioè, le persone che abitano la città, tutte le persone che si muovono nella città, che siamo qui e che sono quelle che vediamo adesso girandoci, sono persone veramente? Cioè, se sono tutte persone, allora io quando parlo, quando scrivo, quando agisco politicamente, quando da amministratore intervengo e prendo delle decisioni per affrontare dei problemi complessi che naturalmente non hanno un'unica soluzione, devo partire, secondo me, dal mio punto di vista, da questa precomprensione, da questa premessa, perché altrimenti dimentico che nella città, che in ogni città come nella nostra, non ci sono purtroppo solo cittadini pienamente utenti di tutti i servizi, pienamente garantiti nei loro diritti, ma ci sono
cittadini a metà, ci sono avanzi urbani, ci sono persone che sono ridotte a sopravvivere. E naturalmente questa mia lettura, questo vedere negli occhi, nel presentarsi di questa donna e di quest'uomo davanti a me, io sono condizionato nell'affrontare le scelte. L'impressione mia, insomma, è che non ci sia questa valutazione di fondo, che insomma ci riteniamo cittadini serie A perché siamo vestiti normalmente, perché abbiamo la possibilità di godere di alcuni diritti, perché possiamo permetterci di fare alcune piccole cose, come quella di andare a fare la pipì, nel senso di andare a fare la toglievo perché mi sembrava nel senso che in tutta Mestre non c'è un gabinetto, no? Ecco, allora io mi chiedo come i nostri amici, no, senza dimora, che stamattina erano circa 80, 90, insomma, quando facciamo colazione insieme, loro me lo dicono chiaramente, dicono: tu mettiti i nostri panni sporchi, panni che se non c'è la doccia, perché sappiamo che, e la conferma verrà a novembre, che sono stati tagliati anche i servizi delle docce, ecco, tu mettiti Nandino nei panni nostri che andiamo a cercare di fare la pipì. Allora, in un bar non ci vogliono, alla stazione è 1,50 €, basta, non abbiamo altre possibilità. Allora, l'esempio, scusate, banale, però ecco, ci segnala questo. C'è uno sforzo, una necessità, secondo me, al di là delle nostre visioni politiche, di considerare ogni persona appunto avente tutti i diritti fondamentali. Il primo diritto è quello non a sopravvivere ma a vivere, e quindi se ci sono delle questioni, dei problemi, in qualche modo, lei diceva spesso, no, la virgolettata, ecco, la società, ma subito dovremmo cercare di tradurre perché le responsabilità siano chiare. Questa persona, quest'uomo, questa donna, che posso essere anch'io, ha bisogno di essere considerato tale. Ecco allora che sicurezza non può voler dire la sicurezza mia, o è sicurezza per tutti, oppure che concetto è? Mettiamoci pure le virgolette, ma io vivrò sicuro nella mia città se vivremo tutti sicuri, cioè con quella possibilità appunto di uscire la sera, di avere il territorio presidiato dalle forze dell'ordine, ma anche di avere una città che come oggi può, ecco, non so se, non credo, io non ho detto quelli sono stracci, no, questo mercatino, no, vostro, prima ci faceva riferimento, no, a questa richiesta, cioè attenzione a usare queste virgolette, perché sapete non è da poco il virgolettato del 28 luglio, ma tante altre volte il nostro sindaco ha per esempio usato un'espressione che veramente mi preoccupa: ripulire la città. Allora per me ripulire è un verbo che non riguarda quelle persone di cui ho parlato prima, ma riguarda degli oggetti, delle cose, dei luoghi. Quando lui specifica, e qui devo dire che è virgolettato, altrimenti, quando lui dice dobbiamo ripulire la città da tutta questa gentaglia che gira per le strade, e in altre occasioni si è spiegato che ha parlato invece per esempio di sbandati. Allora queste frasi buttate lì, queste frasi che la stampa naturalmente usa quotidianamente, lavorano e distruggono la nostra consapevolezza di essere tutti responsabili, ognuno con il suo compito. Il Presidente che nel suo ruolo ha proprio detto bene, proprio quello di cui c'è bisogno, e il diritto appunto che le forze dell'ordine facciano, che ci siano magari più finanziamenti perché possano garantire un aspetto della sicurezza, perché la sicurezza non sarà neanche solo appunto mia, ma sarà di tutti, quando sarà una qualità delle relazioni sufficiente, ecco, buona, e su questo allora dovremmo domandarci di che cosa abbiamo bisogno. Io ho incontrato recentemente, aspettavo proprio questa occasione per dirlo pubblicamente, ho incontrato 2 vigilesse, ecco, una in modo più convinto e l'altra ci sta pensando,
mi parlava esplicitamente di obiezione di coscienza. Certo, io posso dirlo perché non sono né vigile né mi paga il comune, faccio il prete e quindi posso parlare così, ma queste due vigilesse non possono dire il loro nome, anzi mi hanno assicurato di non dire, perché chiaramente perdono il lavoro con l'aria che tira, capite? Però una di loro mi ha detto esplicitamente, dice: Nandino, io quando ho cominciato a lavorare ho anche scritto dichiaratamente che mi rifiuto di usare un'arma e sono convinto che, come diceva prima il Presidente, credo che questa sia l'occasione in cui rilanciarla. Se c'è qualcuno anche della stampa, io chiedo che, ecco, che il nostro aver sottolineato questo sia ripreso, perché troppo rapidamente, troppo velocemente, anche sui nostri giornali, sul Gazzettino, sulla Nuova, si parla appunto di sicurezza è uguale vigili armati, ma ci rendiamo conto non solo che la questione è quella dei costi, va bene? Si tratterebbe di circa 200 armi, una spesa che varia dagli 800 ai 1200 euro ciascuna, ma poi ci sono le esercitazioni del poligono, ma poi naturalmente non è questo, non è che non sono preparati. Il problema è che ci domandiamo se la nostra città ha bisogno di sceriffi. Ma questo ci porterebbe a considerazioni che riguardano la stessa persona, che è appunto il nostro sindaco. Io non sono di Marghera, non sono di Mestre, ma sono di Venezia, sono di Cannareggio e davvero, ecco, sarò uno dei primi visitatori della mostra di Gardin, perché credo che sia assolutamente un diritto mio di andare a vedere la mostra delle grandi navi, e quindi credo che sia assurdo che il primo cittadino censuri un grande fotografo che vuole mettere. E volevo aggiungere il senso di perché in questa festa si parla di sicurezza. Uno in questa festa potrebbe dire: parliamo di cibo biologico, di ambiente, di energie rinnovabili, eccetera, eccetera, e sarebbe tutto normale. E invece c'è un forte collegamento fra una visione, diciamo, ecologista e una visione sociale della città e del pianeta, senza citare quello che tutti citano senza averlo letto, l'enciclica, eccetera. E cioè il senso di questa festa, voglio segnare questo perché io vorrei restare sui fatti. Il senso di questa festa, quando abbiamo deciso nel 2009 di spostarci dal Parco della Bissuola, dove comunque avevamo tutto lo spazio che volevamo, salvo un presidente del parco che cercava di metterci i bastoni fra le ruote dall'inizio alla fine, facendoci pagare soldi in più, ma ci stavamo bene comunque. Sapete di chi è? No? Capriolio questo, non è che sto parlando di una persona qualsiasi. Ci faceva mettere, io dovevo segnare ogni volta un assegno di 1500 euro di garanzia per mettere giù i banchetti del Parco della Bissola. Questo aperta e chiusa parentesi, ma Parco della Bissola voleva dire che la festa riusciva perché la gente di domenica lì ci va. Farlo nei giardini di Via Piave voleva dire che la festa non riusciva, tanto è vero che quando noi abbiamo deciso di venire qua, alcune associazioni che erano venute fino allora al Parco della Bissola ci hanno scritto: visto il posto dove fate la festa, noi non veniamo. Complimenti. E noi invece lo facciamo proprio per questo. Ma non è solo un problema, tra virgolette, di riappropriarsi del territorio, è un altro il problema più grande, è quello di creare una rete fra le associazioni e le persone, una rete di amicizie, di conoscenze, di rapporti, tale per cui primo si superano i pregiudizi. Il primo anno che siamo venuti qua hanno ballato le ucraine, non so chi c'era, ed era splendida la cosa, ma sono venute così per divertirsi, mica a pagamento. Sono venute qui, hanno approfittato di questa festa per fare. Le ucraine sono quelle che si sedevano nelle panchine là in fondo, che adesso non si siedono più. Tutti gli anni, quando facevamo questa festa, alle 2:30 dicevamo: adesso si riempie perché arrivavano le badanti. Quest'anno avete visto che non si è riempita perché hanno tolto le panchine lì e quindi hanno fatto un disastro sociale.
hanno fatto un disastro sociale. Gli spacciatori c'erano lo stesso, scusate se sono esplicitissimo, erano dietro alle nostre spalle, ma le badanti non c'erano più. Bravi, complimenti. Allora bisogna creare una rete di socialità, fra cui primo ci si conosce, si superano i pregiudizi. Che bello stamattina vedere le donne cinesi che facevano il Tai Chi con noi, bellissimo. C'erano dei miei amici lì che non sono per niente di sinistra che dicevano: questa è l'integrazione. Loro ci insegnano a fare il Tai Chi a noi e noi magari gli insegniamo a fare le ombrelle come sta facendo in questo momento la Maria Grazia con gli ombrelli, la Satya, che è tra l'altro straniera. Allora questo è un altro elemento, superare i pregiudizi, il pregiudizio che abbiamo superato 2 anni fa quando un gruppo di rumeni è venuto qui e ha detto: facciamo pulizia del parco. Ve lo ricordate? Non era una grandissima cosa, ma era un segno. Un gruppo di rumeni che ha detto: stiamo qui oggi per fare pulizia del parco, hanno tolto le cartacee, hanno messo in ordine, eccetera eccetera. Non è che poi succedeva anche il giorno dopo, però è, come si chiama, un segnale. E sto parlando dei rumeni, sto parlando degli ucraini, sto parlando dei cinesi, e si potrebbero fare tanti altri esempi, che è quello che fa il gruppo di Via Piave quando fa la cena all'aperto in piazza San Francesco con i bengalesi e tanti altri. Quando si fanno queste cose aumenta la sicurezza. E come si aumenta la sicurezza? Perché io ho scoperto che una delle 2 cinesi che ballavano qui davanti è la proprietaria del negozio che sta qui sotto, e io quel negozio l'ho sempre tra virgolette scansato, cioè sono passato dritta, no? E oggi ho scoperto che lì dentro c'è una persona splendida, perché si vedeva che era una persona splendida, che faceva ballare gli altri, non prendetemi come un superficiale, perché è chiaro che tutte queste cose possono essere vere fino a un certo punto, però è anche vero che i pregiudizi sono enormi. Il pregiudizio che abbiamo su le etnie, non voglio fare i nomi adesso delle etnie, sono enormi, e quando tu vedi queste cose cambiano. E poi c'è qualcos'altro ancora. Allora, il qualcos'altro è che se io abito lì non devo gridare contro il fatto che mi fanno una festa, ma devo aiutare chi deve mettere in galera lo spacciatore. Lo sto dicendo grossa, ma è così. Abbiamo avuto più e più volte lamentele per chi facciamo la festa senza capire che è esattamente il contrario che bisogna fare. Perché lo spacciatore deve non avere l'acqua su cui navigare, deve sentirsi sotto controllo, deve essere isolato. Allora finisce la storia. Se invece naviga così, nell'apatia e nell'omertà, allora si conquista il territorio, e quelli che gridano contro la festa e lasciano che gli spacciatori la occupino sono esattamente i primi responsabili di questa cosa, del degrado. Allora io mi ricordo 10 anni fa a Milano, situazioni degradate a Milano ce ne sono molte di più che a Mestre, ve lo assicuro. Gli abitanti di alcune strade hanno deciso che una volta alla settimana scendevano sui marciapiedi e facevano delle feste, delle cene, naturalmente in primavera, estate e non in inverno. Lì gli organizzatori erano i comitati di quartiere, che qualcuno voleva far diventare appunto degli sceriffi e dei killer, e invece si sono trasformati grazie a persone anche di sensibilità, soprattutto donne che hanno capito che era un'altra la strada. Dice: no, tu tanto puoi fare il killer quando vuoi, sotto alle 8 di sera sarai pieno di prostitute e non uscirai più se fai il killer, ma se fai una cena lì sotto, quelle prostitute lì dovranno andarsene. Scusatemi il linguaggio, ma è stata una vittoria, è durato alcuni anni, credo duri ancora. Il coordinamento dei comitati che fa le cene e che riconquista, certo non tutti i giorni, ma se tu che sei lì, che batti il marciapiede, sai che all'improvviso poi non batterlo più, andrai a cercarti i tuoi clienti in zone industriali invece che lì, perché lì non garantisce più il fatto che sei libero. Guardate che qui la sera c'è un bel vedere, non è che sto scherzando.
Ieri mi ha fermato una per la strada davanti alla mia associazione e mi ha detto: le interessa? Alle 5 del pomeriggio. Alle 5, io ho detto: ma che cosa mi interessa? Sesso, mi ha risposto. Ma sei scema, gli ho detto. Davanti all'Eco Istituto, alle 5 del pomeriggio, qui dietro. Allora, certo che bisogna riconquistarla questa. Io gli dico: sei scema, e lei ci rimane e scappa, perché ha capito che non può fare davanti al mio marciapiede quello che gli interessa. Poi quando passo e trovo le due cinesi, è ora che ve ne andiate, e sono le due cinesi che stanno tutte e due all'angolo lì davanti alla sede degli amici della bicicletta. Poi scopri che dietro le due cinesi c'è il signor Pan o chi per lui che le fa fare il servizio dentro, e quindi c'è un altro discorso di omertà però cominciamo a primo alzare la testa, secondo a non usare violenza, ma a parlare sì, e a costruire una rete per cui se vengono a fare i prepotenti davanti a casa mia, c'è una rete di vicini di casa che si sentono vicini di casa, ma non per fare i violenti, ma per dire: per favore, niente da fare qui, non si fa qui, non si fa spaccio, non si fa prostituzione, non si fa violenza, non si fa la pipì all'angolo. Ecco, qui c'è una responsabilità del comune invece, perché è proprio vero quello che ha detto prima Nandino: un servizio pubblico qui ci vuole, assolutamente, altrimenti hanno voglia di protestare le persone. Prima o poi qualcuno va a finire in un qualche angolo e la fa. Lui l'ha detto sottovoce, io l'ho detto al microfono, ma questa cosa io la dico a Vincenzo, perché insomma so che è una persona che queste cose le capisce al volo, e non è così impossibile, e senza far pagare 1,5 euro, insomma, bisogna 50 centesimi, va bene, ma non 1,5 euro, perché insomma la storia che in Piazzale Roma mi pare è 1,5 euro, no? È un po' esagerata, insomma, sta cosa. Io ho finito, scusate, mi sono un po' sfogato, e ridò la palla, anzi il microfono a Vincenzo. Beh, diciamo che si può dire, non si può aggiungere tanto, però qualche spunto me l'ha dato. Allora, un 20 giorni fa sono venuti a trovarmi, e ho chiamato anche il nuovo delegato al welfare, i responsabili dell'associazione Controllo di Vicinato. Non so se l'avete visto in qualche comune limitrofo, specialmente Martellago. Sono dei cartelli gialli in cui c'è la presenza al centro di un poliziotto urbano, ma a fianco, a destra e a sinistra, ci sono mamma e papà con 2 bambini. Che cos'è questa associazione Controllo di Vicinato? Premetto che nel mese di ottobre terremo 2 pubbliche assemblee di sensibilizzazione su questo tema, una proprio in Sala Sernaglia e una invece al Palaplip. Che cosa fanno? Loro creano una rete di cittadini che vigilano sul territorio, e a fronte di situazioni, virgolette, pericolose, inquietanti, si allertano telefonicamente per scendere in strada e far vedere che ci sono. Dopodiché, se la situazione o degenera o è più pesante di quella che loro ritenevano, è chiaro, chiamano i tutori della forza dell'ordine. Però è una bella cosa. Mi dicevano che addirittura i furti nelle abitazioni sono scemati nei comuni in cui si sono già attivati. Nella nostra città c'è solo la zona di Zellarino che è già stata contattata, la seconda è stata Mestre Centro, e cominceremo con queste 2 ho detto prima, associazione Controllo di Vicinato. Addirittura il comune di Martellago, sarà difficile il comune di Venezia, perché al di là di tutto sappiamo tutti quanti Sky Giga, no? Pochi o niente. Gli ha fatto anche i cartelli, sono dei cartelli rotondi, come dicevo, gialli, con questa effigie, e il malintenzionato o quelle signore che diceva lui che sono servizi alla persona, sanno che in quella strada, in quella piazza, se la cosa è un po' evidente, rischiano di vedere venire in strada quei 15-20 cittadini che si mette a ciacoar de ori, perché poi diciamo che viviamo tempi difficili, tempi pericolosi, però c'è anche un po', passatemi il termine forte, come dicevamo prima, ultravirgolettato, c'è un po' di viltà,
c'è un po' di viltà, perché tanti dicono ma chi me lo fa fare, mi da gioco da andarmi, e che altri se ne frega, dopo magari mi ciapo non a corteare la pugno, cioè, se invece scendiamo in strada in 4-5 padri di famiglia, ma senza andare lì a provocare queste situazioni, però se mettiamo a guardare calcio, ma che diamo fastidio, perché dove c'è gente, sta gente non può svolgere i loro affari, le loro attività, le loro cose, bisogna, come ti ripeto, come dicevamo prima, riappropriarsi del territorio, e lo dobbiamo fare noi in primis. Chiaro che, come dicevo prima, le forze dell'ordine ci devono essere, su quel cartello al centro c'è il poliziotto urbano, il quale è quello che viene, come si dice, attivato nel momento in cui questa gente mi dice andiamo lì, ci accogliamo del calcio, ma se rendiamo conto che gira brutta gente, qualche allora a questo punto pronto, se magari facesse una passata di qua non daria mai. Quindi sicuramente questo potrebbe essere una veicolazione, un cercare di riappropriarsi del territorio, che ha il doppio vantaggio: di poterlo presidiare con queste azioni, ma anche di presidiare il territorio dove abitiamo, perché come dicevo prima, loro mi dicono che a Martellago Maerne i furti nelle case sono diminuite, ci sono proprio strade che a sto cartello sanno che tanti occhi guardano, e il primo occhio che vede hanno una specie, io non sono un tecnico di telefoni, infatti un telefonin del 15 di sdoto, però hanno una specie di mail list, diciamo, se fosse una mail, ma chiamano con un messaggio, attivano tutti quelli di quella zona che aderiscono all'associazione, i quali, chi è disponibile o scende in strada o verso le finestre, cioè fa vedere che c'è controllo da parte dei cittadini. Secondo me questa può essere un'azione, ripeto, non mi ricordo le date, anche abbiamo portato io all'agendina, però in ottobre è prevista questa riunione in Sala Sernaglia, dove questa associazione esporrà il suo programma, quello che altro, e cercherà, come hanno già fatto, 1, 2, 3 responsabili di zona che comincino assieme a loro ad attivare la catena e questa catena, diciamo, di controllo e solidarietà. Può essere un inizio, secondo me. Grazie. Io continuo ancora a smontare le parole, a metterle tra virgolette e poi a cercare dentro il loro significato. Cosa è accaduto qualche giorno fa? Che quando l'assessore alla sicurezza è venuto a presentare proprio questa soluzione, questo approccio, no, del controllo di vicinato, lo faceva alla Cita, dove io vivo, e lo faceva sollecitato per una riunione il cui oggetto era non era proprio così, comunque la presenza di alcuni rifugiati nel quartiere della città. Però l'impressione qual è? Ancora, anche adesso. L'impressione che naturalmente adesso il Presidente del quartiere ha parlato, voi avete compreso bene e avete battuto le mani perché approvate quello che ha detto, perché avete prestato attenzione. Ecco, l'impressione mia è che non si presti attenzione e non si affrontino veramente le questioni, perché tutto deve scivolare via in un modo veramente superficiale, anzi in un modo contrario a quello che la soluzione prospetta. Faccio appunto l'esempio. L'assessore parla di questo, ma i presenti in questa assemblea avevano in mente e lo sfogavano con molta violenza, avevano in mente altro. Per loro l'unica cosa che avevano in mente è: non vogliamo rifugiati, non vogliamo profughi alla città. E quindi qualsiasi tentativo di riflettere, qualsiasi possibilità di dire, come Michele ha fatto l'esempio delle persone che protestano per la festa, no? Ecco, io ho lo stesso esempio alla Città. Adesso abbiamo un bellissimo orto di quartiere, come in tante parti, niente di invenzione. Un orto condiviso, un orto aperto. Chi arriva si mette a lavorare, sono arrivati anche naturalmente i cinesi, i bengalesi, ma la gente sulle case, dalle finestre, protesta. Ma signora, scenda, ma perché? No, non lo so, ma non vedi che adesso è pulito? A me piace va sporco. Ma
non accettano di mettersi a ragionare. Tanto che appunto quando l'assessore parlava di questo, la risposta non era noi siamo contenti che lei ci assicuri di qualcosa, che affrontiamo passo passo, che ognuno possa fare la sua parte. Per cui io sono molto preoccupato, perché mi sembra che siamo sempre più sfasati rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. E allora o ci sentiamo una parte, non so, di extraterrestri, oppure ci dovremmo rendere conto non solo che la nostra città, come tutte le città, saranno sempre di più attraversate appunto da stranieri, da migranti, da persone, come dicevo prima, che sono prima di tutto persone e poi che portano problemi, che hanno un sacco di problemi che dovremo insieme affrontare. Ma se non ce ne rendiamo conto sarà molto grave, perché rischiamo che poi le cose vadano molto peggio. Per cui se da una parte dobbiamo essere chiari nel dire, come Michele ha fatto in modo molto significativo, se uno spaccia, se uno sfrutta le persone, l'intervento deve essere preciso, lo chiediamo, non stiamo mica buonisti o superficiali, stiamo mica facendo i discorsini, ma altrettanto dobbiamo essere consapevoli che siamo tutti responsabili della stessa città, e se un giorno queste persone che stanno peggio di noi si ribelleranno, saranno veramente guai, perché allora non basteranno i controllori di vicinato, anche perché, e così finisco, dovendo mettere le virgolette, a questi controllori di vicinato io preferirei quello che diceva Michele, appunto, sentirci più che controllori, ma la soluzione è buona, sentirci davvero un giorno vicini di casa. Allora hanno chiesto due persone di parlare, Leda, devi salire da dietro perché qua non ce la fai, e poi Salvatore Ghiardi. Parli da là, va bene? L'anno scorso eravamo qui con la delegata della municipalità Chiara Pupini, che è qui con noi. Risuona però mi pare. Devi stare un po' più centro. E come eravamo negli ultimi anni, per ricordare con un'iniziativa di quartiere il vicepresidente della municipalità morto 8 anni fa, Roberto Marino. Roberto Marino era mio marito, era un uomo delle istituzioni e aveva proposto in tutte le sue, diciamo, si era presentato come consigliere di municipalità, allora quartiere, era un uomo che abitava in questo quartiere, e la presenza di persone già negli ultimi 20 anni attorno alle stazioni, storicamente attorno a tutte le stazioni, poneva dei problemi. Poneva dei problemi proprio di presenza vagante, di persone che qui cercavano una soluzione alla loro condizione umana, non c'erano ancora queste guerre, adesso ce ne sono di più, e aveva anche il problema dell'igiene, cioè di fare la pipì, di lavarci, eccetera. No. E abbiamo visto sorgere in questo quartiere, qui vicino, in piazzale Bainsizza, abbiamo visto sorgere la casa Bainsizza, che è una casa di convivenza civile e sociale, ne siamo molto contenti. Mio marito era una sua speranza che qui si radicasse una presenza proprio delle istituzioni, ma anche della cittadinanza concreta, fattiva. A me piacerebbe l'idea, non mi dispiace affatto, anche se un posto un po' infelice, che si spostasse qui il mercatino. Mi piacerebbe che venisse continuato, e questa è una domanda ufficiale che ti faccio, Vincenzo, questo pensiero sulle persone che non solo mio marito hanno lavorato e stanno lavorando per l'integrazione delle persone in questo quartiere, e stanno lavorando da tanti anni. Io ho conosciuto mio marito perché è venuto a casa mia a fare un questionario perché i ragazzi che giocavano a calcio nel parco del Piraghetto, che non era ancora parco, potessero continuare a giocare a calcio. Lì in quel periodo c'era consigliere di municipalità, c'era Stefano Boato, c'era Giorgio Sarto, c'era Zorzetto. Hanno lavorato un anno con queste persone, è nato il parco del Piraghetto di cui tutti godiamo. Quindi i bisogni dei ragazzi di giocare, i bisogni degli anziani di fermarsi anche a fare una pipì senza per forza andare in un bagno dove spesso non c'è,
Le persone in carrozzella, in queste lungo via Piave, non possono fare da nessuna parte la pipì, perché non ci sono bagni accessibili. Allora io chiederei che ci fosse un'idea di civiltà, non solo di controllo, ma di continuazione di questa presenza nel territorio, dei mercatini e anche dei bagni, che non fossero meri e squalli di Vespasiani. Ci sono delle realtà all'estero dove sono posti dove ci sono libri all'esterno, ci sono tutto quello che avviene, tipo tutte le locandine delle iniziative che avvengono nella città, sono presidi sociali. I presidi sociali per la civiltà sono anche la presenza di queste madri, di queste badanti, di queste nonne che di fronte a questi ragazzi, che a me sinceramente fanno una gran pena, una gran pietà, anche se sono spacciatori, li possono anche in qualche modo, insomma c'è una specie di controllo reciproco. Non faranno mai la pipì davanti a loro, per dirti, no? C'è un controllo reciproco. Ripulire significa anche che ciascuno di noi può essere presidio sociale, anche le badanti, quindi le panchine, grazie Vincenzo che l'hai detto, le panchine, ma lasciamole queste panchine, no? Oltre agli anziani eccetera, sono un presidio, l'obiezione di coscienza, grazie alle vigilesse, io dico che non è solo una questione della legge per l'aborto, l'obiezione di coscienza è una legge che per tutte le professioni pubbliche prevede l'obiezione di coscienza, proprio laddove ti chiedono di non accogliere, di mandare via, di non curare, invece c'è una possibilità giuridica di obiezione di coscienza. E adesso non lo so perché c'è anche la questione del comune, sono ancora accolte in comune quelle persone nomadi, vaganti, che non hanno rifugio, che una volta il comune dava loro la possibilità di avere la residenza in comune, perché guardate che se uno non ha una residenza non può neanche avere un lavoro, non può neanche avere un futuro. Chiudo solo dicendo che quando è morta mia mamma 2 anni fa, fra le persone che noi non avevamo invitato nessuno al funerale qui in via Piave, in chiesa di via Piave, sono venuti credo una trentina, ma se io li dovessi contare potrebbero essere un centinaio. Mia mamma con pensione al minimo ha sempre una figlia disabile, io davo a lei una parte del mio stipendio, aveva sempre ospitato in casa sua palestinesi, gente dell'est eccetera, insegnando loro a cucinare, a lavarsi, presentando per affittare un kebab, presentandoli per affittare una casa, andando con loro alla Caritas per chiedere dei mobili, e queste persone sono persone che erano già allora di alto livello culturale. Se noi diamo la possibilità a queste persone che ci sono qua in mezzo a noi di esprimere anche i loro talenti, le loro culture, ma pensate davvero che noi, la maggior parte di noi siamo una popolazione di stranieri? Chi il sindacato ha fatto i conti su quello che hanno portato economicamente queste persone che lavorano qui? Guardate che noi abbiamo non solo risparmiato con le badanti eccetera, ma anche abbiamo rimpinguato l'INPS, grazie. Vediamo quanto costano. Io penso che parlare oggi di sicurezza sia una cosa molto complessa e difficile, e penso per 3 motivi fondamentali. Il primo, questa grande marcia di profughi per tutta l'Europa ha dimostrato come sia difficilissimo, se non quasi impossibile, da parte della comunità europea di gestire politicamente queste centinaia e centinaia di migliaia di stranieri. Noi abbiamo qui alle porte 60 milioni di persone che disperate attraverseranno mari e terra per tutta l'Europa. Quindi significa o noi ci prepariamo oppure delle questioni della sicurezza. C'è un secondo problema. A tutt'oggi è in vigore la legge Bossi-Fini. Sapete che significa questa legge? Che uno straniero può essere considerato non clandestino soltanto se ha uno straccio di lavoro. E i fatti ci dimostrano che
questi profughi in Italia non vogliono stare. E quest'anno abbiamo avuto in CGIL il più bassissimo tasso di permessi di soggiorno perché non c'è lavoro. Quindi secondo elemento, o riusciamo a cambiare la Bossi-Fini oppure la questione della sicurezza diventerà il problema dei problemi per quanto riguarda l'amministrazione delle città. Io non credo che una delle soluzioni possa essere quella del controllo del vicinato. Controllo del vicinato significa che se si fa bene in questa zona si va a spacciare, si va a rubare nella zona più vicino dove non ci sono controlli, perché chi ha fame è disponibile a qualsiasi cosa, perché c'è in Italia questa legge della Bossi-Fini, per cui se io non ho il permesso di soggiorno sono destinato a fare queste cose. C'è un terzo elemento: questa città purtroppo è incapace di gestire le politiche del welfare. Noi abbiamo qui la Cassa dell'Ospitalità che sta cadendo a pezzi perché nessuno pensa che probabilmente ci potrebbe essere un soldino a carico della fiscalità generale, oppure basta andare a Marghera ad Emergency, dove non solo ci sono stranieri che vanno a curarsi, ma addirittura gli autoctoni. Per cui o noi culturalmente ci attrezziamo con queste capacità, oppure saremo non solo invasi giustamente da chi scappa dalle guerre. Guardate, queste centinaia di migliaia di profughi scappano perché in quel paese, nei loro paesi, e non si può accontentare del fatto che la Merkel addirittura vada a selezionare i profughi di serie A e i profughi di serie B, per cui la Germania è disponibile verso i siriani, perché la popolazione siriana, i profughi siriani sono quelli più acculturati, diplomi, università, soldini, eccetera, eccetera, e gli altri no. Qualcuno ieri, Michele, ti ricordi, Guido Viale, ci ha spiegato, ma è impossibile che la Comunità Europea riesca ad classificare soltanto 2 paesi per quanto riguarda i profughi, che è l'Eritrea e la Siria, quando i conflitti militari sono sparsi per tutta l'Asia e per tutta l'Africa. O noi facciamo questo salto culturale, oppure siamo incapaci, e per cui è bene che stiamo solamente zitti. Il dibattito sostanzialmente l'abbiamo aperto, non lo chiudiamo. Mi pare che l'appuntamento di inizio ottobre sia interessante e spero venga segnalato per bene, sì, in maniera che non venga tralasciato. E qui volevamo fare soltanto, almeno che Nandino, Vincenzo, io penso che sia stato utile cominciare a far circolare un po' di idee. Naturalmente teniamo conto del pessimismo della ragione che ha ricordato Salvatore, cioè che non ci risolviamo le cose nel quartiere se le cose a livello europeo non funzionano. Direi una risposta però anche viceversa: le cose europee non funzionano se non cominciamo anche ad affrontarle a livello di quartiere. Insomma, teniamo presente le 2 dimensioni, perché altrimenti ci paralizziamo, perché se aspettiamo che Renzi ci risolva tutti i problemi forse ho idea che non succederà. E vediamo questa cosa di rivitalizzare Via Piave, un'altra cosa che è uscita oggi interessante. Un'altra cosa che è uscita fuori è quella che ha detto sottovoce prima Don Nandino, e che è una cosa impellente, perché è evidente che in una città ci vogliono alcuni servizi e devono essere veramente fatti senza chiacchiere. Ne ha parlato anche Massimo Venturini quando è venuto qua la volta scorsa, però le cose vanno avanti e così, insomma. E arrivederci a tutti. La fiera sta in piedi ancora un'oretta fino a che va via il cielo, e fate
dei buoni acquisti, ho visto delle cose splendide, non vi dico dove, ma ci sono qua dentro delle cose splendide e vi invito a guardarle. Non posso fare la pubblicità per un banchetto, ma date un'occhiata in giro che troverete delle cose veramente che vale la pena, e non sono né mutande né calzini.